Adesso permettetemi di dare la parola a Rossella Iannello in rappresentanza della giuria della terza edizione di Trinechia. Ci sono. Tanto buonasera a tutti, buonasera piovosa a tutti, anzi, visto che ci siamo imbattuti in questo tempo non splendido, però siamo qui, si vede che siamo motivati e ce l'abbiamo fatta essere qui nonostante tutto. Io vorrei ripartire da dove la dottoressa Grazia ha concluso, facendo i complimenti non solo a coloro che risulteranno alla fine vincitori di questa Trinechia, ma a tutti coloro che hanno partecipato. Io ho avuto un osservatore privilegiato che è della giuria, dei giurati, ho avuto modo di leggere sicuramente parte, ma parte importante di quello che sono le opere che sono aggiunte. Complessivamente vorrei dire che sono state tutte molto emozionanti, ognuno col suo passo, ognuno col suo ritmo, ognuno con la sua lunghezza, ognuno col suo significato di fondo. Questo poco importa. Quello che ho trovato di comune in tutti questi scritti è la voglia di raccontarsi, ma senza dimenticare, mi è sembrata una cosa molto bella, il contesto in cui questa storia si è dipanata, si è sviluppata, quasi a volerci far immergere di più in quello che veniva raccontato, proprio perché c'era questo sguardo più ampio, questo grandangolo relativamente al contesto. Essendo anche una scrittrice autobiografa, quest'anno mi è capitato, e penso sia capitato a molti che hanno condiviso la mia esperienza, di immedesimarmi particolarmente in chi aveva scritto e pensare ai patimenti che ci sono dietro questa scrittura, alle omissioni che si fanno scrivendo, a tutto ciò che in quel momento di generosità si è disposto a rivelare con la scrittura e in tutto quello che invece rimane ancora dentro il cuore di ognuno. Ogni scrittura credo sia frutto di un compromesso tra queste due spinte diverse. Il risultato è comunque, come dicevo, è stato comunque molto, molto emozionante. È stata una fatica leggere, è stata una fatica valutare, una fatica insomma per la quale ne valeva la pena. Per cui sono